Le fratture e i traumi sono stati pesanti e richiedono un intervento chirurgico all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ma per fortuna il bimbo di 6 anni, investito da una vettura poco fuori di casa, ha superato la fase più critica. Ieri sera sono passato verso le 11 a trovare la famiglia che è rientrata dall'ospedale di Vicenza. Il papà era evidentemente molto scosso, ma anche assieme ai familiari, anche sollevati rispetto alla situazione del proprio figlio o nipote, perché era stata, insomma, gli accertamenti avevano dimostrato che non era in pericolo di vita ed è la cosa che per tutta la giornata di ieri ci ha tenuto veramente in apprensione. Il piccolo ha una frattura scomposta alla spalla da sistemare chirurgicamente e ha perso molto sangue, ma è sempre rimasto vigile. La vettura che lo ha investito stava rispettando i 50 all'ora, cosa che in verità pochi fanno anche in presenza di curve e semicurve. In più la competenza del comune è limitata, essendo la strada in gestione alla provincia. E abbiamo questo problema che è un problema ormai annoso del limitare la velocità su strade sulle quali abbiamo sempre avuto il diniego di effettuare l'installazione di dossi, di rialzamenti o di altri sistemi di sicurezza e purtroppo questo è il tema che per troppi anni ci ha limitato e ha causato questi rischi. Nella zona ci sono marciapiedi su entrambi i lati, ma non ci sono attraversamenti pedonali. Dal sindaco arriva poi una stoccata al ministro Salvini. È direttamente responsabile su quello che sta succedendo in 8.000 comuni d'Italia, perché la non decisione di far applicare l'utilizzo di strumenti elettronici quali Tutor e Velox, questa indecisione o meglio non scelta sta creando dei problemi anche su questo fronte. Noi sulle strade provinciali vorremmo installare dei sistemi di controllo automatico, magari non i Velox classici ma dei Tutor che dicano se tu superi su un determinato periodo questa media di velocità sei sanzionato.